Si aspettava un voto così plebiscitario, per poco addirittura non si arrivava alla sua riconferma. È un risultato veramente straordinario per il quale voglio ringraziare di cuore la mia città. La mia città ha compreso l'azione svolta in questi anni con grande sacrificio, in cui abbiamo fatto sì che finalmente prima si governassero le emergenze e poi finalmente si creassero le condizioni per una città che guarda avanti al suo futuro. La cosa che più mi ha colpito appunto è stato che a fronte dei messaggi, delle accuse, delle falsità, delle bugie dette nei miei confronti, la città ha apprezzato il lavoro svolto ogni giorno dal suo sindaco in prima linea nell'affrontare i problemi, e veramente voglio ringraziare di cuore i miei concittadini per avere voluto dare questo sostegno, e sicuramente il mio impegno sarà ancora più forte di prima, più determinato di prima, per continuare a servire questa città oggi in una fase nella quale dovremo andare finalmente a realizzare e soprattutto a fare aprire i cantieri dei finanziamenti che abbiamo ottenuto in questi anni: il finanziamento sulla rete idrica di 30 milioni di euro, il finanziamento sulla nuova depurazione di altri 30 milioni di euro, il primo finanziamento sul centro storico di Agrigento, 11 milioni di euro, il finanziamento sulle strade cittadine. Partiranno per la nostra città da qui ormai a qualche settimana investimenti per più di 60-70 milioni di euro che andranno finalmente a dare una svolta all'economia, a creare nuova occupazione. Sono felice del fatto che la città abbia apprezzato. I consiglieri comunali sono in sospeso perché tutto dipende da questo famoso premio di maggioranza, per cui chiaramente lei ora ci saranno degli apparentamenti, ci saranno degli accordi che sicuramente si prenderanno in questi ultimi 15 giorni. Ecco, come si snoderà questo periodo fino al ballottaggio? Ma guarda, io penso che noi dobbiamo continuare la nostra campagna elettorale così come l'abbiamo iniziata, con la nostra azione che abbiamo posto in essere, da soli, con tutti i cittadini, però andando a recuperare quanto anche di buono è emerso in queste settimane, in questa campagna elettorale.